Continua la campagna di protesta delle emittenti associate all'AREA, radio emittenti televisive europee, verso l'opinione pubblica per informarli delle discriminazioni fatte verso le radio e le TV locali escluse da ogni ristoro per il Covid-19, nonostante la presenza continua, assidua e giornaliera, dando voce a un territorio che spesso viene abbandonato dalle grandi quotidiane informazioni, se non solo per fatti delittuosi e negativi. L'AREA, associazione indipendente in Italia, raggruppa un centinaio tra radio e TV locali, ha anche fatto un ricorso al TAR del Lazio contro il DPR 146/17 che stabilisce con rigidi paletti le ammissioni al contributo solo alle 100 emittenti nazionali più grosse. Si tratta di 100 milioni di euro divise in 2 tranche da 50 cada uno, discriminando le altre e ammazzando così il pluralismo informativo radiotelevisivo che dal 1977 è stato possibile in Italia grazie a una sentenza della Corte Costituzionale che liberò le frequenze della 700 MHz. Dette frequenze adesso sono state già messe all'asta e acquisite da grossi gruppi imprenditoriali per poter diffondere il cosiddetto 5G, frequenze rubate alle emittenti locali per destinarle a loro, nonostante siano in possesso di regolare autorizzazione a trasmettere. Dal giugno 2022 anche le frequenze attuali saranno tolte alle TV locali, assegnate grazie a un bando cui possono partecipare solo Rai e Mediaset, come già avvenuto in regioni come la Lombardia. Le TV locali, per poter trasmettere sull'etere, dovranno chiedere ospitalità a questi 2 network nazionali a una cifra altissima. Si parla di un canone mensile per la Sicilia di oltre 6.000 euro più IVA. Un costo inaccessibile cui tanti emittenti saranno costretti a chiudere alla faccia del pluralismo informativo garantito dalla Costituzione italiana. Un appello dalle emittenti associate dell'AREA è stato fatto anche al capo dello Stato Mattarella, che ha firmato il provvedimento del Covid-19 per il ristoro di oltre 100 milioni di euro, nella speranza di un suo intervento che possa mettere fine a questa disparità tra operatori radiotelevisivi, non dimenticando che la legge è uguale per tutti, ma in questo caso no. Oggi la testimonianza del presentatore siciliano Pippo Baudo e del duo Jalis che solidarizzano con le radio e le TV locali. Per l'umanità inizia una nuova era, 7 diritti capitali è la nuova frontiera. È eccessiva, perché dare un peso di 15 persone a una piccola televisione, a una piccola radio significa caricarla di spese enormi che non vengono ovviamente coperte con il rapporto col territorio, mentre l'importanza delle televisioni locali e delle radio locali è enorme perché allineano nel territorio, parlano dei problemi locali, c'è un rapporto di fidelizzazione del pubblico con le radio locali e le televisioni locali molto forti. Ovviamente 5 giornalisti professionisti, 10 altri tecnici, non ci si fa, è come dichiarare la morte, mi dispiace. Ciao, siamo i Gialisse e noi dal 1997 siamo artisti e produttori indipendenti e così abbiamo vinto anche un festival di Sanremo e in questo clima di festa volevamo lanciare un messaggio e un appello molto importante. 899 sono le radio e le TV locali, 3600 sono i dipendenti a rischio lavoro. Chiediamo al capo del governo e a tutte le forze politiche di modificare il DPR 146/17. Le radio e le TV locali sono importantissime perché sono legate fortemente al territorio, danno informazioni e stanno vicino alle persone. Viva la REA! Forza REA! Grazie!